alberi stanno ballando perché oggi a San Piero Patti è una grandissima festa, sindaco. Diciamo che è molto bello, a San Piero Patti il carnevale è sentito. Oggi è una giornata particolare perché insieme ai gruppi e ai carri di San Piero Patti sfilano anche i gruppi e i carri dei paesi limitrofi e quindi la festa è ancora più ricca, ancora più bella, più coinvolgente. Da quanto tempo lavorate? Perché i carri sono veramente belli. Allora, i ragazzi hanno iniziato a lavorare a novembre. Noi abbiamo messo a disposizione questi capannoni dove loro lavorano incessantemente ogni sera, ogni notte, perché sono ragazzi che comunque il giorno lavorano, vanno a scuola e quindi sacrificano le loro nottate, hanno sacrificato le loro nottate per realizzare questi carri che veramente sono davvero belli quest'anno. Questa è la seconda giornata perché già nel primo fine settimana c'è stato un grande esploit con grandissime presenze di pubblico che è arrivato un po' da tutte le parti. Sì, nonostante il cattivo tempo abbiamo dovuto rinviare la sfilata di domenica, ma l'abbiamo fatta lunedì. E effettivamente, nonostante fosse una giornata lavorativa, il pubblico c'era e ha gradito i nostri carri, i nostri gruppi, i nostri carri. Io so che avete pensato anche ad una commissione per decretare quello più, come possiamo dire, più bello no, perché sono tutti belli. Quello che ha attratto un po' di più il gusto della commissione, che poi sono sempre i giudizi relativi, no? Sono sempre belli, è anche un modo per vivacizzare la manifestazione. Allora sì, c'è una giuria, i giurati sono diciamo, persone esperte nel settore, diciamo non di San Piero, e naturalmente giudicano non solamente da un punto di vista del più bello, ma assegnano dei punteggi sulla lavorazione della cartapesta, sui movimenti e poi diciamo la somma di questi punteggi decreta il vincitore, ma comunque non c'è solo il vincitore come miglior carro, ma ci saranno tanti altri tipi di premi che saranno assegnati. Un'amministrazione al femminile che sta segnando il passo delle manifestazioni perché ne finisce una e ne inizia un'altra, dallo schiricchio d'autunno alle feste di Natale col grande albero di Natale, all'uncinetto, al carnevale e chissà quanto altro ci aspetta da qui alla fine dell'anno. Allora, noi lavoriamo su una programmazione annuale, quindi cerchiamo di destagionalizzare gli eventi e di conseguenza cerchiamo di creare movimento in paese tutto l'anno. Naturalmente non si lavora solo sulle manifestazioni, ma ci sono tante altre cose su cui si programma e ci si confronta ogni giorno, però è normale che, essendo anche un paese turistico, puntiamo molto sul turismo. Parliamo di turismo perché naturalmente questo genere di manifestazioni servono ad allietare il paese, i paesi limitrofi, però l'immagine del paese va proiettata anche fuori dalla Sicilia. Quali sono gli interventi, le iniziative in questo senso del Comune? Allora, io sono reduce dalla BIT di Milano e quindi in qualche modo sono orgogliosa nel senso del nostro lavoro, perché il nome di San Piero Patti negli ultimi anni diciamo, gira abbastanza e infatti lo notiamo anche dalle presenze che si hanno in estate o anche durante i fine settimana, anche in questo periodo, e le richieste diciamo, da parte di gite, di tour operator che comunque sono interessati al nostro paese e quindi questa cosa ci inorgoglisce sicuramente. Un borgo dai tesori nascosti, ma quali sono questi tesori? Allora, diciamo nascosti, ma in realtà sono visibili agli occhi di un po' di tutti, perché San Piero è ricco di storia, di cultura, di gastronomia, di verde, di natura, di beni culturali, c'è di tutto. Adesso punteremo anche sul dialetto gallo-italico, abbiamo già pronte delle attività culturali. E quindi noi cerchiamo di mettercela tutta insieme alla giunta, ai consiglieri comunali, un po' insieme a tutta la squadra che mi supporta e quindi cercheremo di portare avanti il nome di San Piero Patti.
Carnevale, gastronomia, buon cibo, ma anche questo è un dettaglio non da poco per San Piero Patti, il pane buono, le cose buone da mangiare. Vediamo di menzionarne qualcuno, vediamo attraverso questo video anche di attrarre qualche buona forchetta. Vabbè, il pane sicuramente sì, ma poi qua ci sono i maccheroni a Carnevale, stasera ci sarà anche un pasta party gratuito per tutti e quindi poi c'è di tutto, qua tutto è buono perché l'aria è buona, così dicono le persone più anziane, il cibo diventa buono quando c'è anche l'aria buona che si respira in questo paese. E quindi noi naturalmente puntiamo sulla gastronomia e sui prodotti proprio nostri, che vengono prodotti qui a chilometro zero. Sindaco, io ti lascio andare perché il nostro obiettivo è quello di beccarti con le nostre telecamere mentre balli dietro i carri. Oggi non lo so. Però prima di lasciarti andare io voglio da te un messaggio per tutti i nostri telespettatori, un motivo, almeno uno, per raggiungere San Piero Patti e anche per soggiornare a San Piero Patti. Allora, intanto prima del messaggio approfitto delle vostre telecamere per ringraziare davvero tutti i ragazzi, tutti coloro che hanno contribuito a questo carnevale. Senza i ragazzi che hanno realizzato questi carri non sarebbe stato possibile tutto questo. Quindi noi diamo il nostro supporto, ma sono loro i veri artefici di tutto questo. Quindi siccome è bello lo spirito di collaborazione, l'aria che si respira qui, io invito tutti a venire a San Piero Patti, troveranno un paese accogliente e della gente pronta a aprire le proprie porte per condividere con loro i nostri tesori. Buon divertimento e ci vedremo sicuramente più tardi in qualche video. Va bene, grazie. Io sono preoccupato perché vedo una barella, vedo tanti medici, infermieri, ma non vedo il paziente. Il paziente che va in giro da solo. Sì, Tutti i medici che aspettano il paziente in giro. è per la cassa malattia. Noi la incassiamo, rubiamo allo Stato. Io ho una piccola difficoltà a comprendere, si tratta di un paziente o di una paziente? Diciamo che nel mondo che c'è adesso un po' transgender non si sa ancora. Mi devo definire, ancora non lo so, sono un po' confuso, ho le idee confuse. E allora in siciliano, no? Sono Donna... un poco confonduto. Donna barbuta sempre piaciuta. Così è. Certo. Vai a fare il malato. Il primario chi è? Il primario. Chi è il primario? Non lo so, questo è ginecologo. È Uno scompenso, aspetta, do un po' di medicina al paziente, questa è acqua fisiologica Vai, un daccene po' un'altra goccia alcolica, del un altro goccino. Altro goccino. quello è l'anestesista. Questo, sì, io sono il A chirurgo. posto è rientrati, i battiti sono rientrati. Quindi potete partire. Salutiamo tutti. Salutiamo. Ciao! Andate. Assessore alla cultura, anche Carnevale è cultura. Assolutamente. Carnevale all'interno di quella che è la cultura sanpietrina, se la vogliamo definire così, l'identità sanpietrina, il carnevale come manifestazione, come evento ha veramente una grande rilevanza, è un evento importante per i sanpietrini. Come ogni anno l'amministrazione comunale si è prodigata per organizzare un calendario che fosse il più possibile articolato e diciamo l'evento clou è il Carnevalone che si sta svolgendo oggi, questa grande sfilata nella quale cerchiamo di coinvolgere non solo i gruppi e carri di San Piero, ma anche gruppi e carri provenienti dai paesi vicini, e devo dire che questa manifestazione sta crescendo nel corso degli anni. Carnevale e cultura, divertimento e gastronomia in tutto il mondo. In Sicilia e qui a San Piero Patti, quali sono i piatti legati al Carnevale? Sì, per quanto riguarda diciamo, la cultura gastronomica, il piatto tipico è il piatto di pasta condito con il sugo di maiale di suino nero nei Nebrodi. Che tipo di pasta? I maccheroni ovviamente, no? Che è questa pasta tipica di San Piero, ma un po' di tutta l'area dei Nebrodi. E anche a San Piero devo dire che le famiglie sanpietrine amano
ritrovarsi durante le feste del Carnevale, in particolare la domenica, ma anche nelle altre giornate, con una tavola imbandita con questo piatto, che è piatto poi anche della tradizione contadina, dobbiamo dircelo, no? Un sugo di maiale, il maiale è una carne, diciamo, relativamente povera per l'epoca, e quindi la tradizione si basa su questo. Poi ci sono anche i dolci, insomma, le chiacchiere, le frappe, questi dolci tipici che vengono preparati dalle mamme e dalle nonne, insomma, per la gioia dei nipoti e non solo. Assessore, ne approfitto perché abbiamo visto un autunno, un inverno dal punto di vista delle iniziative culturali abbastanza ricco. Cosa ci riserva il futuro, il prossimo futuro da un punto di vista di iniziative culturali? Ma guardi, stiamo cercando il più possibile di valorizzare le risorse che abbiamo, risorse che riguardano sia il patrimonio artistico, architettonico, sia quello che è il patrimonio immateriale. Per esempio, l'ultima volta, una delle ultime volte che ci siamo visti in occasione dello Schiticchio, ad esempio, abbiamo parlato del dialetto sampietrino, no? Che è un dialetto tipico che fa parte di quelle che sono le parlate del Gallo Italico, che sono delle parlate riconosciute anche a livello UNESCO, e di recente la nostra amministrazione comunale ha ottenuto il riconoscimento dell'iscrizione del dialetto sampietrino all'interno del REIS. Che cos'è il REIS? È il registro delle eredità immateriali, e che viene tenuto dalla regione siciliana e che punta a preservare appunto quei tesori immateriali, come ad esempio il linguaggio, le parlate locali. E noi puntiamo, oltre ad aver ottenuto questo riconoscimento, puntiamo anche a valorizzare il più possibile questo. Stiamo lavorando a degli eventi e dei progetti che serviranno a valorizzare la parlata locale. Non solo, poi abbiamo portato avanti negli ultimi mesi il progetto dei laboratori sui diritti e i doveri dei cittadini, un lungo calendario di appuntamenti nei quali abbiamo trattato tutta una serie di tematiche che riguardano l'attualità, la contemporaneità. Insomma, abbiamo anche altro a cui stiamo lavorando anche su questioni un po' più importanti, come l'archivio storico comunale, che era fermo da tempo, sul quale ci stiamo impegnando. Insomma, abbiamo un bel po' di cose che bollono in pentola e sulle quali vi aggiorneremo nei prossimi mesi. Mi inchino di fronte a tanta bellezza perché davanti a me ho madre natura e la figlia? No, come si dice? Un influencer. Un influencer. Madre natura, com'è nata l'idea di fare questo carro? Guardando diverse serie Ciao Darwin ci è venuta questa idea di divertimento per passare 2 giorni, come avevo detto prima, di divertimento. E quanto avete lavorato? 1 mese e mezzo circa 1 mese e mezzo. Quanti personaggi siete? Siamo circa 30 persone divisi in 2 gruppi. E invece l'influencer che funzione ha? Praticamente è la puntata lavoratori contro influencer e noi l'abbiamo rappresentati. Ci sono dei muratori, dei boscaioli, l'influencer. Dovete essere allegri perché sta partendo il carnevale, madre natura, ma qualche bel giovanotto si è presentato a chiedere la mano o no? Sì, puntiamo al divertimento e speriamo che oggi vada al meglio e ci divertiamo. Un bellissimo gruppo
madre natura, tanti influencer, occhi azzurri, occhi blu, occhi marroni, ma e occhi e ogni senso. Qual è l'obiettivo di questa giornata? Di divertirci e fare una bella manifestazione. Da quanto tempo lavorate per creare questi carri? Sono diversi mesi. Diversi mesi, abbastanza. Mesi di duro impegno e duro lavoro. La soddisfazione più grande e più bella che avete? La soddisfazione di far vedere quello che sanno fare questi giovani, di creare qualcosa che si era perso da tanto tempo. Diciamo di divertirci e di fare divertire a tutta la gente, a tutto il paese. E tu? Le stesse cose che ha detto lui, ci dobbiamo divertire tutta la giornata. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Ciao amici! Tantissimi Super Mario, ma io per declinazione sono attratto sempre dalle principesse e dalle regine. Come nasce questa idea? Questa idea nasce perché Super Mario è un tema che accompagna generazioni di ragazzi da tantissimi anni. Quest'anno è tornato in voga grazie ad un film di animazione uscito appunto quest'anno e abbiamo deciso di fare il nostro tributo a questo personaggio carino e simpatico e a tutto il suo mondo, i funghetti, le scimmie, il draghetto Yoshi e come potete vedere c'è tanto colore e tanta allegria. Tanto colore e tanta allegria, ma io vedo soprattutto bambini e ragazzi di tutte le età. Sì, perché a San Piero il carnevale non è solo di noi ragazzi ma è anche delle persone più grandi, accompagna tutte le generazioni e il nostro è un gruppo abbastanza variegato e eterogeneo, ci sono i più piccolini come potete vedere vestiti da funghetti e poi noi più grandi, diciamo che siamo un grande gruppo. Questi vestiti chi li ha realizzati? Questi vestiti sono tutti delle realizzazioni sartoriali fatte dalle sarte di San Piero Patti, ne cito alcune, non vorrei dimenticarle, però sono Lina Benfatta, Tania Fallo, Antonella Martino, Concetta Germanà e Paola Floramo. Come potete vedere sono curati nel minimo dettaglio, dall'accessorio fino alle rifiniture più dei draghi che potete vedere qui dietro, che sono tutte appunto fatte artigianalmente. Mi duole, ma devo lasciarti perché voglio raggiungere un maschetto, un Super Mario, per capire come è stato realizzato tutto quello che abbiamo alle nostre spalle. In attesa di incontrare Super Mario, inizio con un drago perché voglio sentire da te quanto tempo avete lavorato per costruire tutto quello che vediamo alle nostre spalle. Lavoriamo da 3 mesi, lavoriamo da più di 3 mesi. Quante persone? Costantemente siamo dalle 3, 4, 5 persone. Ecco, ma l'idea com'è nata di scegliere proprio questo personaggio? Abbiamo puntato su questo tema per tirare sia dal pubblico, dai più piccolini fino ai più grandi. E ci siete riusciti perché vedo una grandissima presenza di persone di tutte le età, dai bambini ai più grandi. Sì, abbiamo più di quasi 40 bambini e per noi li vediamo così entusiasti e partecipi. Cerchiamo di lanciarli in questo mondo, ad aiutarci a fare anche i carri così per sperare in un futuro. Quanto è importante organizzare questi eventi per il paese? Noi il nostro obiettivo principale è questo, non far perdere la tradizione e cercarla di portare sempre avanti. E io mi sposto vicino ai più piccoli perché... Come ti chiami tu? Gioia. Iole. Uguale vi chiamate? No. Gioia. Iole. Che personaggio fate? Io Luigi. Io Mario. Quanto ti stai divertendo? Tanto. Tantissimo. E come mai hai scelto proprio questo carro? Perché mi piace il tema. E a te? Pure a me perché mi piace molto il tema. E io raggiungo un Super Mario un po' più maturo, no? Lo possiamo dire? Più grande. Questa idea. Io vengo da Montalbano, faccio parte del direttivo della Prologo di Montalbano. Siccome è da molto tempo che frequento i miei amici perché io insegno e c'è una mia collega che 5 anni fa mi ha voluto in questo gruppo e ogni anno io partecipo con loro. Noi lo facciamo anche per rispolverare la tradizione che si sono fatti nel passato, soprattutto per loro, perché loro sarà la prossima generazione, in modo che i carri, il carnevale non si perde, le ballate del paese all'interno delle società è una cosa bellissima.
Per esempio stasera ci saranno le serate danzanti sia a San Piero Patti che anche a Montalbano, e per rispolverare anche le persone anziane e far ricordare il loro passato, che andavano nelle serate di carnevale, nelle sale per ballare, ed era un momento anche di svago sociale. Io spero che questa tradizione non si perda e nel tempo loro, il futuro, possano riportare a noi, che io sono magari col bastoncino, facci rivedere il passato. E allora, noi ci rivedremo sicuramente a Montalbano, io mi sposto ancora per sentire qualche altra testimonianza, grazie e complimenti. Prego, ciao, grazie. Che ruolo hai tu? Di Super Mario, in persona. Ma qua ci sono tanti Super Mario. Io sono il capo idraulico. Capo idraulico, e gli altri? E i miei aiutanti. Tutti? Sì, stanno crescendo. Quindi se abbiamo di bisogno possiamo contattarli. Sì. Basta venire al carro di Super Mario e tu risolvi tutti i problemi idraulici di San Piero Patti. Esattamente. Adesso voglio sentire le coccinelle. Le coccinelle, come ti chiami tu? Matilde. Emma. Laura. Melissa. Emma. Un grande saluto agli amici di Bella Sicilia. Che cosa fate? Qual è il vostro personaggio? Un fungo. Qual è il tuo personaggio? Un fungo. Un fungo. Ah, fungo, io avevo chiamato coccinelle, ma sono proprio vecchio. Ho confuso i funghi con le coccinelle, quindi siete tutti funghette? Anche tu, piccolina? Io Matilde. E sei un piccolo fungo? Mi chiamo? Come mai hai scelto di fare il funghetto? Perché mi piace questo vestito. Allora, faccelo vedere, fai un giro intorno a te stessa, fate un bel giro, tutti quanti un bel giro. Tutti i funghetti in movimento, ciao, ciao! Albano a San Piero Patti per divertirsi. Certo, abbiamo la bambina che partecipa al carro. Cos'è, un funghetto? Funghetto. I funghetti che ho intervistato prima. Sì. Quanto è bello il carnevale, qua per i paesi. San Piero è di casa, San Piero è tradizione, vita il carnevale. E allora ci vediamo a Montalbano. Ci vediamo a Montalbano. Io non so se dire che sei bellissimo o bellissima. Direi molto, molto bella, bellissima. Non è che mi convinci tanto. Come no? Non la convinco per niente. Un pochino. Poco. Allora dai, prossimo mese ci sposiamo. Ci sto. Ok, ciao, andiamo, lo accettiamo. Ok, ciao. Assessore, un carnevale strepitoso, un mare di carri, ma soprattutto un mare di divertimento e un mare di persone. È vero, è proprio divertente il carnevale di San Piero Patti ed è proprio contagioso. Ci sono un mare di persone, tantissimi carri, devo dire che quest'anno i carristi sanpietrini si sono superati e poi abbiamo la fortuna di aver accolto diversi carri e diversi gruppi che provengono dai paesi limitrofi e per noi è una gioia accoglierli e fare festa insieme a loro. Io so che ti sei speso con tutta l'anima per questa manifestazione, quanto mesi di lavoro, quanto impegno. Ci sono parecchi mesi di lavoro, ma non solo il mio, quello di tutta la giunta, del sindaco, dell'associazione Petra che lavora con noi, ma soprattutto quello dei carristi, quello dei ragazzi che lavorano giorno e notte, delle sarte e soprattutto dei loro genitori che sostengono questi ragazzi, e la cosa è bella che la maggior parte di loro sono ragazzi, anche i carri, quelli più grandi, sono fatti da ragazzi che hanno meno di 30 anni, che hanno imparato l'arte da piccolini, dai grandi maestri carristi che adesso hanno lasciato il passo a loro, e devo dire che loro sono stati bravi, hanno imparato e hanno fatto queste meraviglie. Grazie a tutta la comunità di San Piero. Abbiamo lavorato tutti insieme per fare questo spettacolo e oggi è arrivata la festa. Ci sono gruppi a piedi, ci sono carri grandi e carri piccoli. Complessivamente quanti carri ci sono? Allora, ci sono circa 15 fra gruppi e carri oggi. E adesso cosa accadrà? Si fa un giro del paese? Adesso si faranno 2 giri del paese, dopodiché ci sarà la premiazione in piazza e una grande festa con i De Colores, si ballerà e poi ci sarà il pasta party. Poi la festa non finisce perché qui c'è l'usanza del carnevalone, c'è una sala da ballo dove si ballerà fino a tarda notte per salutare il carnevale.
Ma a noi che ci piace pensare sempre al futuro, pensare in positivo, pensare alla speranza del domani, ti chiedo cosa c'è in serbo per il prossimo anno. Ma già parlavamo con i carristi che vogliono lavorare, vogliono superarsi, quindi noi per fortuna siamo riusciti a dargli una postazione ed è già tanto, e loro apprezzano dove possono lavorare tutti insieme, fanno spirito di comunità e soprattutto possono realizzare in sicurezza questi carri, e quindi ci supereremo anche il prossimo anno sicuramente. Io ti lascio raggiungere il tuo carro perché ti vedo in costume da corsaro, quindi sarai su qualche carro. No, non sono in un carro, ma mi sono vestito perché voglio partecipare insieme a loro a questa festa. Allora, buon divertimento, ci vediamo dopo in giro per la sfilata. Grazie, buon divertimento a tutti voi. Non ci credo, un pagliaccio timido, non ci credo, non è possibile. No, ha ragione, no, non sono timida per niente. Un pochino, solo un pochino. Due bellissime clown. Cosa significa questa giornata per San Piero Patti? Una giornata di gioia, una giornata di festa, un modo per rivivere il carnevale come da giovincelle. Noi siamo più grandette, però ci adeguiamo. Come si chiama il vostro gruppo? Piratezza. Il vostro gruppo come? Sobriety. Allora buon divertimento, ci vediamo più avanti nel corso della sfilata. Grazie. Aspetta, ve lo dico io quando. 1, 2, 3! Da Braidi a Montalbano, no, da Braidi a San Piero Patti, siete gemelli alla fine, no? Sì, è un attimo da Braidi. Quali sono le cose più buone di Braidi e le cose più buone di San Piero Patti? Ah, ma vabbè, siamo quasi gemelli, per cui il pane, i formaggi, i dolci, forse San Piero più per i dolci, diciamo, e non per il pane. Ma parliamo di questo vestito, di questi due vestiti. Domatori. Andiamo, vi seguo. Abbiamo visto uno è caduto a terra e tutti ballano. Chi è caduto? Chi ha vinto? Allora è caduto a terra il cattivo della serie, che poi il cattivo effettivo non è, perché poi... Aspetta, ragazzi, Onda TV, la telecamera là, Onda TV, la telecamera là. E allora raccontami. Allora abbiamo assistito ad uno scontro, lo scontro tra Goku e Vegeta, e il nostro eroe Goku ce l'ha fatta, ha vinto contro Vegeta e siamo qui a festeggiare questo incontro. Viva San Piero Patti! Signora, ma alla fine è mascoletto o femminetta? Non lo sappiamo ancora, stasera lo scoprirete. Signora, secondo lei è mascoletto o femminetta? Sono indecisa. Un neonato che è più grosso di me. Ha mangiato abbastanza la mamma ha mangiato abbastanza, ancora non sappiamo se è femminuccio o un maschietto. Ma qua il latte è buono. Stasera si svelerà il segreto se è maschio o femmina. Ma il latte qui è buono. Il latte è ottimo. Mi hanno
hanno detto che porta bene toccare la pancia della... Positivo. Ma è maschetto o femminuccia? Stasera lo scopriremo. Io qua ho qualche piccolo timore perché vedo tutte ragazze e un solo uomo al centro. È un anziano. Ma non è che lei tra maschette e femminucce ci sa qualcosa? No, ormai non c'entra niente lei. Ormai non c'è più niente da fare. E come mai? E come mai? È l'età. E non c'è una soluzione? No, per me no. E allora salutiamo i nostri amici qua della telecamera. Che gruppo? Il nome del... Vuliri ovulare. Vuliri ovulari. Di dove sei? Di Patti. Ci stiamo divertendo, siamo tutti insieme, viva il carnevale. Grazie. Mi sono perso in mezzo alle piume. Quindi è beato? Ma questo non lo so. Io penso di sì, lei? Che Ma dice? lei questi occhi celesti li ha abbinati al vestito o viceversa? No, li ha abbinati al vestito. Quindi ogni vestito le cambia gli occhi. Esattamente. Buon divertimento. Grazie. Ho lasciato prima una piuma con gli occhi azzurri, ne ritrovo un'altra con gli occhi ancora più azzurri. È la nostra prerogativa, siamo bellissimi. Guardiamo dentro la telecamera perché dobbiamo dire a tutti i nostri telespettatori quanto vi state divertendo. Allora, per noi il carnevale è sempre divertimento, a prescindere dai costumi che indossiamo. Quest'anno diciamo che siamo ancora più carichi degli altri anni perché abbiamo tanta voglia di divertirci che non finisce mai, che non smette mai. Di dove siete voi? Di Patti. Un salutone agli amici di Bella Sicilia. Ciao Bella Sicilia, ciao! Importante. E cosa rappresentate? Un cigno nero. Un cigno nero, un saluto ai nostri telespettatori. Ciao a tutti, grazie. Un'immagine rappresentativa della Sicilia, il Fico d'Indy. Come nasce l'idea di questo gruppo? Il gruppo nasce dall'idea diciamo di rimanere ancorati alla nostra terra, quindi alla Sicilia, e già da anni volevamo sviluppare un tema del genere e quindi quest'anno dalla prima riunione abbiamo sviluppato il costume, quindi tutto poi è venuto semplice. Dove siete? Noi siamo di Patti. Vogliamo vivere la nostra storia di carnevale.
aspettando la coppia zio Ivan, questa sera scopriremo se è maschietto o femminuccia. Signora! Ormai passano i primi 4 mesi, perché ora finalmente si capisce. Ci hanno promesso effetti speciali questa sera. È maschietto o femminuccia, qua ci stanno chiedendo. Non c'è nessuno che ci facendo, dobbiamo solo immaginare. A meno che non sia un maschetto e una femminuccia. Apri. Vai, correte, dai, correte. Se femmine
Manifestazione colorata senza i The Colors Band. Per noi è un grande piacere tornare sempre a San Piero Patti. Abbiamo attraversato tutto il carnevale, quindi ci mancava solo il gran finale qui in piazza ed è veramente un'esplosione di colori, per noi è un piacere. Ma l'esplosione la porterai sicuramente anche tu con la tua bellissima voce e con i brani che interpreterai sicuramente. Io lo spero, appena torneranno tutti i carri ci riuniremo qui in piazza per ballare tutti insieme, perché comunque a San Piero il ballo ce l'hanno proprio nel sangue, quindi per noi è veramente una gioia. Cosa significa quando la piazza risponde, quando la gente balla, quando si entusiasma con la vostra musica, con la tua voce? Che noi siamo riusciti nel nostro intento, siamo arrivati all'obiettivo che volevamo raggiungere e quindi per noi è l'unica soddisfazione che c'è, la nostra musica che fa esplodere di gioia una piazza. Un'estate esplosiva per voi e il prossimo anno si preannuncia ancora più ricco di impegni in tutte le piazze siciliane. Sì, stiamo già costruendo il manifesto estivo e quindi speriamo veramente di portare la nostra musica un po' ovunque. Grazie. Grazie a voi. Patti, San Piero Patti, molti fanno confusione, ma sono due entità distinte, ma una più bella dell'altra. Assessore. Vero, San Piero è splendida, è stupenda. E poi questo sindaco mi piace perché è attiva, si muove, fa di tutto per fare delle cose belle per questo posto, che merita, basta vedere solo sta chiesa. Un sindaco che ci ricorda vagamente un assessore di Patti che è super energico. Insomma, non so a chi ti riferisci. Assessore, siamo qua perché al Carnevale di San Piero Patti sono intervenuti tantissimi ragazzi, carri, comunque gruppi di Patti. Certo, io ho sempre detto che la collaborazione e il comprensorio va valorizzato insieme e noi, devo dire, lo facciamo perché tutti i borghi, i paesi limitrofi siamo tutti assieme. Noi non siamo in concorrenza e non siamo concorrenti, però concorriamo a far bene le cose, ecco, questa è la differenza e tutti insieme io penso che ci riusciamo, perché non è il singolo posto che va valutato e valorizzato, ma tutto il comprensorio. Ma naturalmente si scherza con qualche battuta, comunque anche Patti ha un bellissimo carnevale. Domani lo faremo di nuovo perché purtroppo in una delle sfilate non siamo potuti uscire perché per il maltempo. Lo riproponiamo domani e quindi invito tutti dopo San Piero di venire a Patti a godere il carnevale nostro. Io voglio ringraziare qua l'assessore perché effettivamente è bellissima questa collaborazione che si è creata negli ultimi anni. Se non ci aiutiamo noi che tra comuni limitrofi il futuro dei nostri paesi è questo, collaborare e aiutarci fra di noi. Buona continuazione, buon divertimento. Grazie a voi. Divertitevi, grazie. Signora, una corona coloratissima perché bisogna divertirsi. Sì, grazie. Vedi dov'è? Io, la signora del bar, Brenda Carmela. La signora del pane? Sì. Il pane è buono? E sono venuta a piedi perché non mi volevano fare vedere. Reaction. When you listen to the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.